Innanzitutto c'è una disponibilità da parte dell'Istituto a collaborare con i sindacati e in particolare con la CISL per il suo ruolo importante nel mondo del lavoro e nel mondo delle pensioni. Come emergono anche dai dati dell'Istituto, c'è un tema sia importante da riflettere, su cui riflettere per la cassa integrazione, quindi sulla sostenibilità della tenuta degli ambienti di lavoro. C'è un tema ovviamente di internazionali di difficoltà e la cassa integrazione rappresenta in qualche modo il termometro di incertezza per gli imprenditori. Chiedono sostanzialmente 4-5 volte in più le ore di quelle effettivamente utilizzate e questo vuol dire mancanza di fiducia per il futuro e forse anche un rischio sugli investimenti. Dall'altro lato la fotografia sulle pensioni e sugli assegni pensionistici dimostra un divario importante tra le pensioni uomo e donna. Le donne percepiscono la metà degli assegni pensionistici come importo rispetto agli uomini per quelle di vecchiaia e per quanto riguarda le pensioni liquidate nell'anno 2023 emerge come questi importi siano inferiori rispetto alle pensioni vigenti. Significa che il sistema pensionistico sta progressivamente garantendo pensioni leggermente più basse. Quindi nel ragionamento credo che anche l'organizzazione sindacale fa su pensioni complementari o comunque su un sistema di welfare più integrato, dobbiamo ragionare per il futuro e ovviamente come istituto siamo disponibili al confronto.